Salve a tutti, vediamo come risolvere questa equazione di secondo grado che ha delle radici quadrate nei coefficienti. Abbiamo i coefficienti A, B e C che sono A è 2, B è meno, parentesi 2 più radice di 3, chiusa parentesi, e C è radice di 3. Adesso vediamo la tecnica per quale problema viene quando cerchiamo di risolverla e come riusciamo a risolverla. Usiamo la formula x1, 2 è uguale meno b. Allora, b ha comunque questo meno b, questo meno va via. Allora possiamo scrivere 2 più radice di 3 più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c. Allora, b è questo, quando noi lo mettiamo al quadrato questo meno diventa un più, quindi possiamo anche tralasciare, possiamo scrivere soltanto 2 più radice di 3 in parentesi tutto al quadrato. Lo scrivo un altro colore perché poi dovremo porre attenzione proprio a questi termini. Allora, b al quadrato meno 4ac, meno 4 per 2 per radice di 3, meno 8 radice di 3, tutto fratto 2a, quindi 2 per 2, 4. Adesso sviluppiamo il quadrato del binomio. Ricopio comunque 2 più radice di 3 più o meno radice di... Allora, qui abbiamo la formula del quadrato del binomio. Comunque il primo al quadrato è 4, 2 al quadrato è 4, più 2 per radice di 3, 4 radice di 3, più il secondo al quadrato che fa 3, radice di 3 al quadrato è 3. Poi abbiamo ancora questo meno 8 radice di 3, tutto fratto 4. Noi adesso qui possiamo anche sommare tutto, però il problema qual è? Che abbiamo un termine con la radice e un termine senza, c'è una somma di due termini sotto radice. Allora come riusciamo a semplificarla? Si potrebbe usare la formula per la radice doppia volendo, però qua vediamo un modo più semplice di risolvere tutto. Quindi adesso lasciamo questo 4 e questo 3 e sommiamo solo le radici. Perché? Perché 4 radici di 3 meno 8 radici di 3 diventa meno 4 radici di 3, cambia solo questo segno. Adesso vediamo, allora, ricopio il primo pezzo, 2 più radice di 3 più o meno radice di, allora, 4, lo ricopio, 4 radici di 3 meno 8 radici di 3 meno 4 radice di 3 più 3, tutto fratto 4. Allora adesso osserviamo una cosa, qui nel quadrato del binomio se abbiamo qui il più, qui avremo il più nel termine intermedio, se qui abbiamo il meno, qui avremo il meno nel termine intermedio. Questi tre termini qui provengono da 2 più radice di 3 tutto al quadrato, ma qui cosa è cambiato? Invece di più 4 radici di 3 abbiamo meno 4 radici di 3 e il resto tutto uguale. Quindi questo dovrebbe provenire da un 2 meno radice di 3 tutto al quadrato, e infatti lo scriveremo in questa forma. Ricopio il primo pezzo, più o meno radice quadrata di. Quindi abbiamo appena detto che quello che sotto radice diventa 2 meno radice di 3 tutto al quadrato, tutto fratto 4, e qui si semplificano, la radice è la seconda potenza. Bisogna solo stare attenti che quello che viene fuori quando si calcola una radice è comunque un valore positivo, e sotto radice dobbiamo avere voglio dire che quello che si calcola facendo la radice è un valore positivo, comunque, se no dovremmo mettere il valore assoluto, però 2 meno radice di 3 è positivo, perché radice di 3 è circa 1,7, 2 meno 1,7 è positivo. Va bene, allora quindi adesso possiamo scrivere 2 più radice di 3 più o meno, e adesso questo lo metto in parentesi, 2 meno radice di 3, tutto fratto 4. E adesso possiamo andare a distinguere le due soluzioni. Quindi cancello sopra
x1, x2. Allora, diciamo che per x1 scegliamo il segno meno. Il primo pezzo si ricoppia 2 più radice di 3, nel senso scegliamo il meno, mi va a cambiare tutti i segni dentro la parentesi. Questo 2 diventa meno 2, questo meno radice di 30 più radice di 3, tutto fratto 4. x2 scegliamo il segno più, allora intanto abbiamo 2 più radice di 3 e poi abbiamo scelto il più, mettiamo 2 meno radice di 3 più 2 meno radice di 3, tutto fratto 4. Adesso qui 2 meno 2 si semplificano, qui radice di 3 meno radice di 3 si semplificano, radice di 3 più radice di 3 è 2 radice di 3 fratto 4. Qui abbiamo 2 più 2 fa 4 fratto 4. Qui il 2 si semplifica col 4 e otteniamo radice di 3 mezzi e qui abbiamo 1, 4 diviso 4 è 1. Abbiamo trovato le due soluzioni. Da notare che questo tipo di equazione salta fuori a volte quando risolviamo delle equazioni trigonometriche, perché radice di 3 mezzi e 1 sono proprio dei valori che le funzioni seno e coseno assumono, e quindi sì, può risultare utile a volte quando risolvete equazioni trigonometriche, salta fuori praticamente questa equazione da risolvere. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.